Io sono Solaris Nino e compio all'11 agosto 77 anni. Tutta la vita pastore e agricoltore. E una volta si tosava con le mani, con le forbici a mano, così, ma la mano era sana. Si faceva in fretta e tagliavamo meno chi era bravo. Non tutti, ce n'erano che volevano ammazzati loro, tagli enormi. E allora non c'era manco lo spray ed era un mistero anche a curarle le bestie. Facevamo il giorno che tosavo le mie, facevo la festa per conto mio, 10-15 persone, tra grandi e piccoli, tutte le famiglie del parentato e degli amici. A pranzare in campagna. A che ora hanno iniziato? Stato alle 8. Alle 8. Quindi diciamo che sono 2 ore che stanno tosando pecore. Sì. Quindi una media di quante pecore ora? Quante ne hanno fatto fino adesso? Allora, il primo gruppo era 135, adesso queste sono 200 queste da fare. E in totale qui nell'azienda quante pecore sono? In tutto, tra agnelli e tutto, sono 500 capi. 500 capi. I ragazzi neozelandesi da quanti anni vengono qua da voi? 10-15 anni. 10-15 anni, sono sempre gli stessi? Sì, più o meno sì. Dopo il 50, 1950, si faceva la festa. C'era la fisarmonica, c'era il divertimento, si suonava, si ballava ed eravamo una famiglia. Bella però. Era la festa del pastore. Adesso sono questi grandi che hanno cercato questi filippini o da dove che siano. Questi pastori grandi, ma i pastori di 100 e 150 pecore se le tosano ancora con le macchinette elettriche, una buona parte. Uno l'ho parlato stamattina, avrà un 150 capi, le ha tosate tutti a mano all'antica, con i forbici fatti da fabbro. Ne ho visto di tutti i colori, rubando, che io coricavo nelle bestie, in campagna, e non è sempre che avevo la capanna, e qualche volta li ho beccati, con arma che ero piccolo, babbo non me ne dava, i fratelli nemmeno, e c'avevo la roncola. Una notte ho cambiato dalla campagna, io pascolavo dove adesso il lago, nel ponte del lago, tra Sedilo e Aido Maggiore e Ghilarza. Ero sempre lì, in quella zona. E il giorno le avevo trasportate vicino per andare al comunale qui su e sono dormito nell'ovile che avevo nell'inverno. E c'era un altro pastore lì che era sempre pascolando qui sopra il piano, vicino a Aido Maggiore.
a 100 metri dalle case. Verso le 11 di notte arrivano, cominciano a abbaiare i cani e io ero coricato fuori, nell'aperto. E ero sveglio, mi hanno svegliato i cani. Piano piano ho visto dove erano abbaiando e ho visto le persone. C'era un canale che scende l'acqua del comunale, che tuttora è ancora così. E quando ho visto le persone, io piano piano mi sono alzato, ho preso la roncola, me la sono messa sopra in mano e li ho affrontati. Quando hanno visto me si sono scappati, però il primo se n'è andato, che erano due, e attraversando il canale il primo si è salvato, il secondo però l'ho trovato e le ho dato un paio di bastonate con la roncola, però senza fargli del male, per chiedere chi era il compagno. Non me l'ha voluto dire, ma io già l'avevo conosciuto, già da prima, però lo volevo sentire da lui. Non ha parlato, niente. Beh, io l'indomani mattina è salito babbo presto all'ovile e gli ho raccontato il fatto. Babbo l'ha detto a un altro fratello più grande di me e la sera l'ha cercato a questo ragazzo. Era di Bororo ed era a casa di uno zio lavorando con le pecore lo stesso, nel prato comunale. E questo aveva 2 agnelloni, era nel mese aprile e primi di maggio, erano troppo grandi gli agnelli, però li avevamo lasciati per fare la festa. Il padrone che c'era prima nell'udile, però non le mie, io sono salito all'improvviso. Loro sono andati per rubare quei 2 agnelli che li vedevano qui nel comunale. E gli agnelli sono rimasti là. E allora abbiamo chiacchierato un po', non l'ho molestato perché trattavamo bene. Non l'ho molestato. Però la sera dopo mio fratello l'ha cercato a questo ragazzo e non gli ha voluto dire manco a lui chi era il compagno. Allora il giorno avevano arrestato a uno che restava latitante di Aido Maggiore ed era in caserma ancora. E siccome questa famiglia dello zio di questo ragazzo era vicino alla caserma e mio fratello, Peppino si chiama, Ava, che è morto anche quello, ti porto in caserma. L'ha portato fino alla porta della caserma e non gli voleva dire chi era il compagno che stava per rubare gli agnelli. Però lì ha parlato. Quando era nel cortile dove adesso, a fianco è adesso la caserma, Aido Maggiore. Adesso c'è un'altra famiglia, i proprietari. Allora le l'ha detto e l'ha lasciata andare. È finitasi così. Una delle avventure curiose. Oggi sono signori pastori. Prima era il mangime che non c'era. Si pagava il pascolo, erano buone, chi le pascolava però i greci. Le altre erano a chi a mezzo litro l'una al giorno, a chi a quarto. Le mie non ci sono scese mai. Però ero giorno e notte appresso. Le pecore erano buone sempre. C'è una qualità più speciale. Io sono dei primi che ho cominciato a comprare montoni selezionati da un mio zio. Adesso è la produzione che è sotto costo. Il mangime ha superato
troppo, aumenta tutti i giorni. Fino al 54, che è avvenuto il 56, che è venuta una nevicata, è rimasto un mese nevicato nel territorio nostro. Fino al giorno non conosceva nessuno mangime, manco foraggio. Invece adesso sono a stalla tutto l'anno. Prima io pascolavo lì vicino al Ponte del Lago e passavano i gavoesi, i fornesi, i lolaesi, scendendo con centinaia di cappi di pecore, parturendo nel mese di novembre. Come passavano? Dovevamo custodire anche il terreno, che perché se mettevano in un chiuso mio era concimato l'indomani mattina. Noi non abbiamo mai transumato, mai. Nessuno di Aido Maggiore ha transumato. Era tempi critici e facevamo la spola, si viveva, se ne mangiava, si viveva. Con 60-70 pecore, chi ce le aveva e le trattava bene, si campava discretamente. No, milioni, no. Milione è venuto dopo il 60. Tutto a mano. Io con il padre di Mauro, il padrone di questo vile, mungevamo a mano, ma a quei tempi eravamo il numero uno. A mungere in 250 litri di latte. In primavera mungevamo mattina e sera, nel mese di maggio saltavano anche il litro a capo. Che sono stato sfortunato che quando potevo star bene e tranquillo, nel 91, il 26 gennaio del 91, sono andati i ladri, hanno caricato, me ne hanno lasciato 2 soltanto. Finito.